Cari amici, sono a farvi i migliori auguri di Natale da parte di tutta Telepace e nell'occasione degli auguri di Natale vi invito anche alla trasmissione che domani faremo nella giornata di Natale. È nostra consuetudine il pomeriggio di Natale viverlo insieme, Natale insieme. Quest'anno vivremo il giorno del Natale insieme attraversando il Golfo del Tigullio con la motovedetta della Guardia Costiera. Andremo nei luoghi che sono stati colpiti dal fortunale che è accaduto in questo ultimo scorcio di autunno e che ha devastato in modo particolare Santa Margherita e Rapallo, ma poi ha lasciato il segno su tutta la costa. E allora andremo a visitare questi luoghi per dare un segno di prossimità, di vicinanza a chi è stato colpito da questo, ma anche per vedere già i segni della ripresa, l'avvio di tutta una serie di attività che vogliono ridare speranza al territorio. Nel giorno in cui il Signore nasce per noi, per dare la speranza eterna all'uomo, Lui che ha scelto di farsi uomo come noi, vogliamo dedicare al nostro Golfo del Tigullio la nostra trasmissione. Allora vi invito a seguirlo nella giornata di Natale a partire dalle 14:30, partiremo dal Porto di Chiavari, andremo a Portofino, Santa Margherita, Rapallo e poi Sestri Levante. E la seconda cosa che volevo dirvi nella vigilia di Natale è l'invito a seguire fra 4 giorni la nascita di un nuovo canale della nostra emittente. Sul canale 187 fin da ora vedete un'immagine che dice stiamo arrivando. Dal giorno 28 partirà un canale nuovo di informazione, Telepace News. Sul canale 187 per tutto il giorno, 24 ore al giorno, avrete informazioni, notizie, aggiornamenti sul nostro territorio, sulla vita della Chiesa, sulle notizie più importanti del mondo. E allora avremo modo di riparlarne. Ci sarà un nuovo canale da cercare tra quelli di Telepace, sarà il 187. Vi auguro buon Natale da parte di tutto lo staff della nostra emittente e gli auguri ce li faremo ancora in diretta il giorno di Natale a partire dalle 14:30 qua su Telepace 1.